Secondo me il modo come è stato strattonato e trattenuto poteva anche evitarlo di fare la signora. Sì. È stata una reazione impulsiva perché probabilmente gli ha fatto anche male. È una cosa normale che una persona presa e strattonata in quel momento, quindi con i dolori che potrebbe avere una persona di quell'età, che sappiamo tutti come possono essere. Comunque ha chiesto scusa. Dai, è stato anche bravo. Non me l'aspettavo, sinceramente no. È esagerata anche la signora in sé, però no, doveva essere un po' più clemente secondo me. A me sembra che sia claudicante, per cui avrà qualche problema di equilibrio, per cui è stata una reazione naturale della persona fisica. E si permettono anche troppo probabilmente quelle persone che lo avvicinano. Da un lato è stata un'esagerazione l'atteggiamento di quella signora che si è avventata letteralmente sul pontefice, dall'altro lato insomma la reazione sua, capisco la sorpresa, capisco anche il fastidio, però non è propriamente in linea col motto del porgere l'altra guancia. Secondo me hanno sbagliato tutti e due, perché lei l'ha tenuto per braccio, però neanche lui non è stato tanto bravo. Cioè anche questa è umanità, essere umano, anche lui è un essere umano come tutti. Non è il Papa, siamo tutti umani. Per personaggio che è lui, che io credevo, ha fatto un po' di esagerazione. È sempre una persona che non deve fare strattonare il Papa, o no? Beh, penso. Ha esagerato la persona a strattonarla, però il Papa ormai ha esagerato anche lui. Ha avuto una reazione un po' magari troppo impulsiva, però per me, mi scusi, ma per me ha fatto bene. Deve mantenere la calma il Papa, diciamolo. È stato poi ha fatto bene.